Siamo in compagnia dell'artista Alessandro Trani, al quale chiediamo di introdurci il suo concetto di orizzonte. Il concetto di orizzonte è un concetto che appartiene al sogno, al mio sogno. È nato tutto dalla mia passione per il mare, e questa linea dell'orizzonte rappresenta il futuro, rappresenta il passato, una dimensione spazio-temporale che non riesco ancora a definire, ma è una visione verso l'infinito, ma che è sia mistero e sia proiezione verso un qualche cosa che appartiene al nostro profondo, al nostro sentire, e che io fin da bambino, appunto, osservando seduto o in piedi di fronte al mare, porto con me in ogni istante della vita. Quindi penso che sia un discorso che è ancora da approfondire e che comunque appartiene alla mia fanciullezza. I suoi paesaggi hanno dunque una visione metafisica? Sì, è una visione metafisica, ma metafisica non nel senso di qualche cosa che è al di là della realtà. Al contrario, è un qualcosa che appartiene strettamente al nostro sentire, quindi al modo di affrontare, di sentire quotidianamente, diciamo, questo desiderio di arrivare, di giungere, di modificarsi e di camminare verso la vita.